Preoccupa il susseguirsi di spiacevoli episodi a bordo di bus e vaporetti del trasporto pubblico veneziano. A farne le spese sono i passeggeri e il personale dipendente. Qualche esempio? Qualche giorno fa una donna è stata aggredita sul vaporetto da un uomo che poi si è avventato al collo di un altro passeggero. L'aggressore è stato invitato soltanto a scendere dal battello, ma a detta della signora non c'è stato alcun soccorso e tantomeno una denuncia dell'accaduto alle forze di polizia. Un altro episodio è stato segnalato a bordo della linea bus 24. I vigilanti della ditta privata appaltatrice di AVM avrebbero aggredito verbalmente un passeggero straniero perché la figlia di quest'ultimo di 7 anni era sprovvista di biglietto. La cronaca è zeppa, peraltro, anche di episodi di violenze e offese rivolte al personale impiegato all'interno dei mezzi del trasporto pubblico veneziano, che secondo il Movimento 5 Stelle, oltre che da perseguire a norma di legge, è necessario affrontare con misure di dissuasione. Noi abbiamo elencato una serie di ipotesi che sono state già prese in considerazione in altre città. Una è quella di attivare dei corsi di formazione per l'autodifesa dello stesso personale, autisti, marinai e piloti ACTV. Poi ancora dotarli di strumentazione con cui possano chiamare in maniera immediata le forze di polizia. Tra le proposte anche la videosorveglianza come strumento di deterrenza che il movimento chiede si sia funzionante, così come indicato nel contratto di servizio pubblicato nel sito di ACTV. Ma c'è ancora un'altra richiesta. Nel 2016 ACTV è stata sanzionata con una penale da 273.000 euro e quindi chiediamo che una parte di questa penale per i disservizi, cioè la scarsa qualità del servizio, venga rigirata a favore degli utenti, quindi con degli indennizzi a favore, anche indennizzi simbolici, a favore di queste persone che subiscono degli incidenti, delle offese, degli episodi spiacevoli. Sulla questione il capogruppo Pentastellato ha presentato un'interpellanza che potrebbe già essere affrontata nel corso della prossima riunione del Consiglio Comunale di Venezia.